Ciao, buonasera. È un onore e un orgoglio essere qui stasera perché il rapporto di collaborazione che c'è tra Metro e il Banco Alimentare continua a crescere anno dopo anno e ha le basi su una volontà di seguire una volontà di combattere soprattutto lo spreco alimentare. Noi collaboriamo con il Banco Alimentare dal 2010. Ma soprattutto soltanto nel 2024 abbiamo donato al Banco Alimentare circa 6 milioni di tonnellate di cibo e questa è stata un'opportunità per noi per sicuramente evitare sprechi, ma soprattutto per creare risorse pregiate e vantaggiose per le persone bisognose. Metro comunque collabora con molti ristoratori, quindi col mondo dell'Horeca, e sta cercando di essere rappresentante, quindi rappresentare o di sensibilizzare il mondo della ristorazione proprio in un approccio più corretto, più sostenibile, più solidale verso lo spreco alimentare, quindi evitando di fare spreco. Ringrazio comunque il Banco Alimentare soprattutto per averci ospitato, ma soprattutto anche per il percorso che stiamo facendo insieme, che comunque dimostra come una comunione di intenti. Sicuramente la condivisione anche di buone pratiche ci permette anche, soprattutto anche l'unione delle forze, di raggiungere degli obiettivi importanti e dei principi così importanti per la società di oggi. Quindi complimenti a tutti.